Vi ringraziamo Allora, io mi chiamo Gianni Belloni, sono il coordinatore dell'Osservatorio Ambiente e Legalità, che è un progetto promosso da Legambiente e dall'assessorato all'ambiente del Comune di Venezia. L'osservatorio ha questa funzione un po' di inquadrare le problematiche che riguardano in particolare il ciclo del cemento e il ciclo dei rifiuti e quelli che possono essere gli interessi da parte dei soggetti attori di quella che noi chiamiamo una criminalità ambientale, cioè quella di praticare l'illegalità per avere degli ottimi ritorni economici a discapito dei beni comuni dell'ambiente. Per rendere la cosa più visibile, noi diciamo ad esempio che le organizzazioni criminali storiche, diciamo, le inchieste della magistratura l'hanno confermato ampiamente, hanno degli interessi enormi per quanto riguarda la gestione del ciclo dei rifiuti in maniera illegale. Legambiente, diciamo che storicamente ha praticato questo terreno tanto da coniugare questo nuovo termine, anzi io alla mia sinistra chi ha coniugato questo termine? Ecomafia, quindi gli interessi diretti delle organizzazioni criminali nel depredare i beni comuni e l'ambiente per il proprio tornaconto. Parlare di ecomafia al nord vuol dire una capacità di analisi forse più selettiva e puntuale, ma tenendo anche conto che anche questo territorio si è trasformato, che la criminalità ambientale è fatta di soggetti diversi, non per forza la criminalità organizzata classica, ma e che è un fenomeno quantitativamente e qualitativamente purtroppo molto diffuso. Il fatto di organizzare questa conferenza CAVL sul tema si spengono, non dobbiamo proiettare un film, di organizzare questa iniziativa CAVL non sfugge a nessuno, parte da un episodio che è noto a tutti i presenti probabilmente, degli episodi che sono noti a tutti i presenti. Il nostro tentativo come osservatorio è di in qualche modo partire da questi episodi per ragionare in termini anche più generali su quello che è stato lo sviluppo di questi territori, in particolare la cementificazione del litorale, gli interessi che ci girano intorno, e capire fino a quanto all'interno di questa crescita edilizia esponenziale in questi decenni vi siano e allineino degli interessi da parte di quella che appunto noi chiamiamo criminalità economica o criminalità ambientale, e quindi discernere quella che è una tendenza, una dinamica molto pericolosa, molto rischiosa per la stessa economia, e capire quali possono essere le regole, le modalità per impostare un percorso di cambiamento su questo. Io adesso abbiamo invitato per affrontare questi ragionamenti delle persone che hanno delle responsabilità anche a livello nazionale, perché pensiamo che le problematiche che insistono sul Veneto orientale e quello che in qualche modo si è manifestato a Cavole non sia un problema di natura locale, ma sia un problema che allude a come si è trasformata l'economia anche del nord-est e anche l'economia del nord Italia, e quindi di tenere desta l'attenzione e la capacità di analisi, la capacità di comprendere quali sono i processi e la capacità anche di capire come in un qualche modo cambiare strada se la cosa si rende necessaria. Quindi io presento immediatamente i relatori. Dalla mia destra Maurizio Dianese, poi non ti presento perché
A parte che sei conosciuto, ma poi perché dovrai immediatamente parlare. Beh, comunque il consigliere Borin. Comunque Maurizio Dianese è giornalista del Gazzettino che a lungo si è occupato con inchieste dell'insediamento della criminalità organizzata nel Veneto orientale. Gianfranco Bettin, assessore all'ambiente e alla città sostenibile del Comune di Venezia, che è appunto l'altro soggetto promotore dell'osservatorio Ambiente e Legalità. Rossella Muroni, che è direttrice di Legambiente, direttrice nazionale di Legambiente. Enrico Fontana, che è neodirettore di Libera, che è l'associazione che è più presente nel campo della lotta alle mafie. Gigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto, e Marco Favaro, che è appunto consigliere comunale a Caorle e anche membro del comitato scientifico dell'osservatorio, peraltro. Io a questo punto darei immediatamente la parola ai due consiglieri comunali Favaro e Borin per una introduzione, per poi proseguire la serata. Grazie. Chiedo scusa per la voce, ma purtroppo ieri sera siamo stati impegnati in Consiglio Comunale, questa mattina ero impegnato in attività professionale, quindi la voce l'ho usata e forse anche abusata. Do il saluto a tutti voi e ringrazio anche l'Osservatorio per la Legalità Venezia e Legambiente per l'invito che mi hanno rivolto ad essere qui questa sera, anche magari come relatore, per introdurre un argomento che era già stato anticipato, trarre esperienza e frutto da ciò che è successo di recente in questa realtà locale e che noi abbiamo, io uso il plurale riferendomi al sottoscritto e al consigliere comunale Marco Favaro, dichiarato pubblicamente e denunciato conseguentemente in Consiglio Comunale il 23 dicembre 2013. Noi abbiamo avuto una spiacevole esperienza relativa ad un passaggio che avrebbe potuto portarci a una nuova maggioranza, ma che in realtà poi non ci ha visto partecipare, dare il voto di fiducia al sindaco su un programma che avevamo inizialmente concordato e sottoscritto, perché a poche ore dal Consiglio Comunale del 23 dicembre 2013 ci è stato riferito dal sindaco, questi sono fatti che abbiamo appunto pubblicamente dichiarato, che lui aveva ricevuto delle minacce gravi di morte per sé, per la sua famiglia, e che le minacce erano estese anche a noi. Ora questo è quello che ho dichiarato, che abbiamo dichiarato, perché le pressioni da me riferite e le successive poi espressioni utilizzate anche dal collega Favaro relativamente alle minacce sono riportate nei verbali cristallizzati della seduta del Consiglio Comunale, e a quelli noi non possiamo che rimandare, perché evidentemente anche in esito a ciò ne è scaturita un'indagine e noi non vogliamo né possiamo andare a ledere quello che è il segreto istruttorio, ma questi sono fatti e a questi dobbiamo limitarci per trarre spunto in ordine a delle considerazioni che sono fondamentali nella vita pubblica di una comunità locale, ma anche a tutti i livelli. Se le istituzioni possano o meno permettersi di cedere a delle minacce che vanno a condizionare poi lo svolgimento della vita democratica e le scelte politiche. Noi abbiamo detto no a queste minacce, evidentemente non tutti la pensano come noi, perché un punto di quel programma poi è stato modificato. Allora io ringrazio, come dicevo prima, anche per l'invito, perché evidentemente se siamo qui questa sera è perché non siamo i soli a pensarla così. Evidentemente si tratta di un fatto anche educativo, perché si tratta di instillare, laddove non già presente, quel sentimento di legalità che è essenziale perché si possa svolgere con regolarità la vita democratica di un paese. Non mi dilungo oltre, se non osservando come noi personalmente, almeno io nello specifico, non ho usato l'espressione colorita mafia, ma è pur vero che quando si parla di mafia, quando si parla di criminalità organizzata, quando si parla di un certo modus operandi, certo si rimanda ad un determinato appunto modo di agire
e in passato, ma non tanto tempo fa, ebbi modo di invitare qui a Caule, in occasione della Fiera dell'Alto Adriatico, l'allora sostituto procuratore generale della Repubblica, il dottor Francesco Saverio Pavone, che in quella sede ebbe modo qui a Caule di dichiarare, di affermare pubblicamente che vi era già stato un sequestro a fine di confisca di un immobile per fatti legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Questi sono fatti non riferiti da me, ma che ha riferito un sostituto procuratore della Repubblica e che evidentemente non possono essere trascurati come indice che anche questa comunità purtroppo non può considerarsi immune da certe infiltrazioni, da certi purtroppo rischi, e noi vogliamo che i rischi vengano debellati e che la comunità possa vivere tranquillamente. Grazie e buon proseguimento.